Siamo sulla stradina, la strada quella chiamata del Gorzone, e mentre parlo vi prego di notare le macchine che passano, perché fino a 2 minuti fa passavano, adesso con la telecamera sembra che abbiano rallentato, ma c'è gente che è passata almeno 140 km/h. Ieri sera, dopo l'incidente che c'è stato giù del cavalcavia per uscire alla sottomarina, dove è stato coinvolto una Mercedes con targa tedesca, che si è preso la briga di fare inversioni di marcia in quel punto, causando un incidente stradale e interrompendo il traffico per quasi 3 ore. Alle 11 della sera c'è stato un altro incidente qua, potete vedere alle mie spalle, e dei ragazzi che provenivano da Capasqua con una macchina sicuramente a una velocità non adeguata, perché qua si dovrebbe fare 50 km/h. Ricordo che ci sono i segnali, le luci, ci sono tutti i sistemi per avvisare di fare questi benedetti 50 km/h. È uscito di strada ed è andato a conficcarsi dentro il guardrail in legno. Ci sono le foto, avete visto le foto, dove praticamente il piantone del guardrail è andato a incastrarsi nel cruscotto e proprio nel posto di guida. Quindi il ragazzo che era seduto di fianco, per miracolo, io non sono credente ma forse i miracoli avvengono, si è salvato la vita. La macchina è distrutta, da buttare via, ma comunque va bene. E qua continua tranquillamente questa cosa, vedete anche adesso quasi nessuno fa i 50 km/h ed è una giornata soleggiata e l'asfalto è, pensate, quando piove, infatti tutti gli incidenti mortali che sono avvenuti qua sono avvenuti sempre, questo è andato piano, questo è rallentato, sono avvenuti sempre con la pioggia, con l'asfalto sdrucciolevole, eccetera. Quindi ancora una volta ricordiamo a quelli che parlano di autostrade a 4 Romee, di Romee a 4 corsie, che parlano che la colpa è della strada, non è vero niente. Lì gli incidenti avvengono al 99%, forse anche di più, per diciamo, disattenzione, per guida in stato di ebbrezza, perché guardi il telefonino, perché corri troppo. Questi sono i problemi della strada. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Bene, allora questa mattina siamo con Pier Giorgio Penzo, che rappresenta una delle anime del Fondago, che continua io faccio complimenti perché sono 20 anni che fate questi incontri, che oggi incontra sempre più interessanti veramente, tante volte con personaggi di notevole spessore nazionale, e complimenti per il vostro impegno di tutti, li conosco quasi tutti, e, insomma è un piacere che a Chioggia ci sia chi si impegna così per la cultura, per l'informazione, per un certo tipo di... È un contributo alla città per un giudizio culturale rispetto all'attualità. Chioggia Incontra compie 20 anni, quest'anno per noi è un anno importante, 2004-2024, 20 anni di attività interrotti solo dal Covid, ma abbiamo ripreso già da 2 anni. Quest'anno Chioggia Incontra 2024 dedica la propria attività al tema dell'intelligenza artificiale, o meglio, abbiamo intitolato la nostra edizione l'intelligenza naturale, ovvero l'intelligenza del cuore, perché l'intelligenza artificiale è uno strumento potente in mano all'uomo, e più potente è lo strumento, più deve crescere il pensiero critico di chi lo utilizza, e quindi l'intelligenza del cuore, la sapienza e la saggezza nel poter applicare le nuove tecnologie a tutti gli ambiti dell'agire sociale. La nostra attività quest'anno inizia domenica prossima, domenica 26 maggio, ore 18, Auditorio San Nicolò. Sarà con noi l'architetto e urbanista Stefano Boeri. Per chi non è addetto all'ambito dell'architettura e dell'urbanistica, diciamo è l'inventore dell'albero verticale, della riqualificazione urbana, e l'impatto ambientale
e la transizione ecologica e la capacità quindi di riqualificare gli spazi urbani per consentire un benessere delle persone. Le persone stanno bene se vivono in un luogo adeguato, in un luogo bello, e l'architettura in questo contribuisce molto, e l'urbanistica, al miglioramento della qualità della vita. E in questo ambito anche l'intelligenza artificiale è una opportunità per incrementare la capacità dell'uomo di pianificare la gestione territoriale. Pensiamo a tutti i disastri che spesso succedono in Italia proprio per una urbanistica non adeguata al nostro sistema idrogeologico, ad esempio. Quindi domenica 26, ore 18, Auditorium San Nicolò, Stefano Boeri al centro delle periferie. L'edizione 2024 poi continua con altri 2 incontri, uno dedicato allo sport, martedì 4 giugno, ore 21, Auditorium San Nicolò. Sarà con noi 2 giornalisti, Daniele Dall'Era, che è il responsabile delle pagine sportive del Corriere della Sera, il caporedattore sportivo del Corriere della Sera, e Guido Meda, giornalista sportivo di Sky, molto famoso per le sue telecronache dei Gran Premi di motociclismo, in particolare quando c'era Valentino Rossi, ma anche oggi che c'è Bagnaia, e quindi un giornalista sportivo. Quella sera sarà con noi anche Bosco-Livano Bielo per raccontare l'impresa sportiva della nostra Unione Chiodi Sottomarina, per onorare l'impresa e la promozione e per capire anche le prospettive future della nostra squadra di calcio. E per ultimo, sabato 8 giugno, ore 21, sarà con noi padre Paolo Benanti, un sacerdote francescano, responsabile per il governo italiano della intelligenza artificiale e membro della Commissione ONU per l'intelligenza artificiale, e parlerà proprio dell'impatto dell'umano al tempo delle intelligenze artificiali, quindi più l'aspetto etico, più l'aspetto giuridico, più l'aspetto morale di che cosa vuol dire poter applicare queste nuove tecnologie in tutti gli ambiti dell'agire. Quindi vi aspettiamo numerosi già a partire da domenica 26 maggio, ore 18, Auditorio San Nicolò, Stefano Boeri, al centro delle periferie. Da oltre 50 anni Zambonin cerca le soluzioni migliori per il tuo arredo bagno e per i rivestimenti per la tua casa. Qualità e design per prodotti sempre all'avanguardia per darti il meglio. Competenza e cordialità ti accompagneranno nella scelta. Zambonin, un nome, una garanzia. Via Padre Emilio Venturini, Chioggia, Venezia. Yoda, siamo disponibili a confronti diretti con privati o professionisti su qualsiasi argomento, se hanno dubbi, se hanno richieste particolari, anche direttamente sui vostri filmati, sul vostro canale Chioggia Azzurra. Siamo con Enrico Marchesan, l'autore di queste bellissime vele realizzate e dipinte a mano. Tutta opera tua. Ho avuto l'occasione che mi hanno chiamato qui per fine anno scolastico dei ragazzi che lavorano nel turismo, e ben volentieri ho portato sia il volto di Giuseppe Garibaldi che per la prima volta in pubblico i santi Felice e Fortunato, in questo lato e anche nel lato di là. Quindi il lavoro enorme, vorrei dire, e subito è la prima volta che si vede in pubblico e la gente è stata molto d'impatto. È una vela che è stupenda, sia per le misure sia al pensare che è realizzata a mano e dipinta a mano. Ma quanti stanno facendo ancora il tuo lavoro? Ormai ahimè l'ultimo è morto, avevo tanti anni, ma non faceva questo, faceva gli stemmi di famiglia, faceva
robe abbastanza irrisorie e povere, come che può essere i detti, come le vele di una volta, i detti proprio di famiglia e ti allora piacerebbe adesso insegnarlo a qualcuno se ci fosse la mi possibilità? hanno già detto che il prossimo anno proprio in questo istituto verrò per parlare con i ragazzi e di dire innanzitutto che per arrivare a un prodotto finito ci vuole tanta pazienza e tanta caparbietà. Non bisogna mai mollare, Tenacia. e non bisogna mai dire lo faccio in 2 ore. No, le volte le robe belle si fanno entro 2 anni. Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM, per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia. La scuola paritaria primaria Paolo VI di Chioggia ha realizzato uno spettacolo recensito dal pubblico presente come bellissimo, dedicato alla figura di Salvatore Todaro, un comandante, un uomo, racconti e avventure della sua squadra, il titolo della rappresentazione che si è svolta ieri, mercoledì 22 maggio, presso l'Auditorium San Nicolò di Chioggia, presente l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Lo spettacolo è stato messo in scena dai bambini del laboratorio di teatro. Nonostante si trattasse di un argomento impegnativo per i bambini della scuola primaria, l'idea si è rivelata audace e ha portato grande soddisfazione. Tutto il pubblico presente ha apprezzato lo spettacolo con profonda emozione e tutti, alunni, docenti e personale scolastico, sono stati onorati dalla presenza dei Marinai d'Italia, che hanno letto una lettera scritta da Graziella, figlia di Salvatore Todaro. La lettura delle belle parole ha commosso tutti i presenti. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia. Domenica scorsa si è svolta la Chioggiolana, la veleggiata nata da un'intuizione della Lega Navale sezione di Chioggia e giunta quindi alla sua seconda edizione. L'arrivo davanti al Ponte di Vigo ha permesso di assistere anche al pubblico da terra. L'evento, che ha ricevuto il patrocinio della Regione Veneto e del Comune di Chioggia, si è svolto sotto l'egida della Federazione Italiana Vela. Si sono attivati tutti i circoli nautici attivi nella Laguna Sud, oltre alle associazioni impegnate nel sociale e all'Associazione Marinai d'Italia. Le iscrizioni sono state più di 60 e oltre 250 gli appassionati che hanno partecipato. Il trofeo è itinerante, passa infatti al vincitore dalle mani del precedente, arricchito di una targa. Quest'anno la vittoria è andata all'imbarcazione Time Out IY11.98 con uno skipper d'eccezione, il campione Enrico Zennaro, che ha arricchito il suo personale palmarès, conquistato fin dalla più tenera età in diverse classi, composto da 9 titoli mondiali, 8 titoli europei, 2 titoli del Mediterraneo, 12 titoli italiani e medaglie d'oro al valore atletico. Tutte le imbarcazioni e gli equipaggi hanno contribuito a valorizzare Chioggia a scopo primo della manifestazione, contribuendo a diffondere la cultura del mare, i valori educativi dello sport in generale e della vela in particolare, l'amore e la tutela per l'ambiente e la massima inclusività. Numerose le premiazioni ai primi 3 arrivati di ogni categoria e per tutti coloro che hanno contribuito, dal primo all'ultimo. Prima in mare, poi in corso davanti alla loggia dei bandi si è tenuta una grande festa, mostrando quanto seguito può portare nella nostra città l'amore per la vela.
L'intento degli organizzatori è far diventare la manifestazione una tradizione tra gli eventi di Chioggia. Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM, per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia.